Ci sono luoghi che nascono per accogliere e ce ne sono altri che nel tempo costruiscono comunità. Luoghi nei quali la cura non si misura soltanto attraverso i servizi offerti, ma nella capacità di costruire relazioni, accompagnare le persone e generare nuove opportunità di vita. Il 24 luglio la Fondazione Opera Immacolata Concezione ha inaugurato la nuova area della Civitas Vitae Nazareth nell'ambito dell'ampliamento di Villa Rosario, un intervento che non rappresenta soltanto l'apertura di nuovi spazi, ma una nuova tappa dell'evoluzione di un modello di welfare territoriale fondato sull'integrazione tra residenzialità, domiciliarità, medicina di prossimità, prevenzione, riabilitazione e partecipazione della comunità tutta. Abbiamo inaugurato il 24 luglio un importante investimento che è stato deciso ancora qualche tempo fa qui al Nazareth. Questo nel ricordo del nostro anniversario, 70 anni di vita della fondazione, nata nel 1956, con i nostri fondatori Nella Berto e Don Antonio Varotto, e poi portata avanti dal professor Ferro. Abbiamo voluto dare un nuovo senso a questo concetto di Civitas Vitae, che è un concetto di prendersi cura e assistere le persone in difficoltà a 360 gradi, offrendo i servizi che ogni persona merita ed ha bisogno di avere. E così abbiamo sviluppato questa nuova realtà, una realtà che raggruppa praticamente 2 residenze, ampliandole e fornendo dei servizi innovativi quali il nostro centro Nuovi Passi, la palestra per i nostri ospiti, ma non solo per i nostri ospiti, anche per chi può venire da fuori, il giardino sensoriale e tutta una serie di altri servizi ambulatoriali, la medicina di base, l'asilo, a controprova appunto di questo spirito intergenerazionale che risiede nelle nostre residenze. E questo è un'ulteriore manifestazione di impegno e di direzione della nostra realtà. Noi vogliamo essere i protagonisti del benessere delle persone deboli. Vogliamo offrire loro quello che sono i servizi che servono per migliorare questo loro benessere, dare loro una progettualità. Noi al nostro interno diciamo sempre che la differenza tra vivere e sopravvivere è avere una progettualità. Vivere vuol dire progettare il domani, progettare un proprio futuro per lungo o corto che sia, qualunque persona ha diritto e noi abbiamo il dovere di offrirglielo. Vice Sindaco, oggi Fondazione OIC festeggia un nuovo tassello di coesione sociale, con anche un progetto che è stato rivelato ufficialmente oggi, che vede un'importante collaborazione con il Comune di Padova. Sì, assolutamente, stiamo lavorando a una progettualità che è proprio in linea con lo spirito di quello che ha fatto la Fondazione OIC. Siamo ai 70 anni, siamo di fronte a una storia in cui si è fatto molto in ambito di integrazione, quindi delle persone anziane con le altre generazioni, ma anche di vari servizi per aprire questi spazi sempre alla comunità. E allora, oltre a ritrovare questa logica nella nuova struttura che abbiamo inaugurato oggi, la riproponiamo anche nell'attrezzare un'area verde che è proprio confinante, all'interno della quale possiamo realizzare uno spazio senza ostacoli, senza barriere, aperto a tutti, dove gli anziani possono trovare un luogo per stare all'aria aperta e quindi creare benessere, ma con la presenza di tutte le altre anime della nostra società. Ed è un po' un'idea questa che in qualche modo è la stessa che abbiamo per il resto della città, quindi dal rapporto con Fondazione IC, dall'esempio di Civitas Vitae Nazareth, possiamo costruire veramente molto. E nella visita proprio immersiva di oggi, qual è stato l'aspetto che le ha lasciato un'emozione anche più profonda? Abbiamo visto strutture all'avanguardia, bellissime, anche delle soluzioni molto interessanti per stimolare gli ospiti all'interno della struttura, però devo dire che mi porta a casa un'immagine molto potente. Quando abbiamo incontrato nel tour che abbiamo fatto all'interno della struttura in funzione, abbiamo incontrato gli anziani a contatto con i bambini piccoli dell'asilo che interagivano insieme. Credo che sia non solo un messaggio molto potente, ma anche uno stimolo altrettanto potente per la vita attiva delle persone nella terza età, e questo incontro tra generazioni è quasi commovente, è la cosa più importante che mi porto a casa. Dottoressa Benini, uso una sua frase: la cura non è solo
terapia. Sì, la cura, noi pensiamo alla terapia medica, no? E quindi la vediamo collegata a un medico, al dottore. In realtà la cura è anche come noi ci prendiamo in carico le persone e come le facciamo vivere. Io oggi qui all'OIC abbiamo visto una realtà di accoglienza delle persone che sono qui ospiti, dove l'anziano è vicino al bambino, dove gli ambienti sono molto colorati, sono anche fatti in modo che la persona sia stimolata e soprattutto c'è molta socializzazione, e questa è di fatto prendersi in carico, prendersi cura in un concetto di cura molto più ampio. Qui abbiamo anche la medicina di gruppo integrata, che è il massimo della cura sanitaria, e quindi vediamo una struttura che è aperta alla popolazione, aperta alla società, nelle varie possibilità di curare la società. E quindi quanto è importante che i servizi siano integrati? Questo credo sia l'obiettivo di tutti noi, fare in modo che la popolazione, il singolo utente, la famiglia abbiano chiaro dove possono andare e lì comunque trovare la risposta, che può essere o in loco o comunque essere orientato. Se poi abbiamo una realtà come dove siamo stati ospiti oggi, possiamo avere vari livelli di risposta, che può essere solo vengo a prendere un caffè, vengo col mio bambino e trovo il nonno, oppure trovo il medico. Ecco, io credo che questo sia la vera sfida del domani, che è già una sfida di oggi, dove la popolazione, ormai lo stanno dicendo tutti, è evidente, è sempre più anziana, ci sono molte persone sole, i figli sono meno in numerosità e non sono a casa con i genitori, spesso lavorano lontano. Quindi la società deve pensare a modelli organizzativi che garantiscano anche agli anziani di oggi la serenità e il sentirsi a casa come avevano gli anziani di ieri. Senatore De Poli, in Fondazione OIC convivono diversi aspetti della vita: autosufficienza, non autosufficienza, infanzia e un aiuto anche alle famiglie, con i centri diurni, con diverse declinazioni di un impegno che possiamo riassumere appunto come abbraccio della cura. E quindi nel nostro paese, che è un paese sempre più anziano, quali sono le risposte di cui abbiamo realmente bisogno perché la longevità non sia un peso, ma veramente una risorsa, come nel payoff si direbbe adesso di Fondazione OIC? Sì, io credo che intanto un grande saluto va all'OIC, ai suoi fondatori, a tutti gli operatori, che gli va i nostri ringraziamenti, a tutti gli ospiti che sono qui presenti, sia le persone non autosufficienti, ma anche tutte le persone autosufficienti che vivono in modo indipendente all'interno della struttura dell'OIC. Civitas Vitae significa aprirsi alla comunità, accogliere chiaramente le persone che hanno bisogno, ma anche accogliere le persone che stanno bene, ma che oggi con un'età importante non stanno più da sole a casa, ma vogliono sentirsi accudite, vogliono sentirsi sicure. Ecco, io credo che anche nella visita che abbiamo fatto oggi, nel percorso che abbiamo fatto, una cosa straordinaria, bellissima, quella del terrazzo dove si vede Padova nei suoi aspetti, quindi un recupero di quello che è un po' la nostra città, per tutte le persone che hanno poi decadimento cognitivo, oppure un momento di relax per qualsiasi altro. Credo che questo sia un modo bello, importante, straordinario per ridare vita chiaramente all'interno di questo grande villaggio che è l'OIC. Dall'altra parte, anche l'altro aspetto che io ritengo fondamentale e importante per una società che è cambiata: una volta si lavorava fino a 60 anni, 65 anni purtroppo molti di noi ci lasciavano, oggi uno a 65 anni è un ragazzino, 70, 80, 90, gli ultracentenari in Veneto sono più di 1500, qui tra l'altro ce ne sono anche qui molti, ma sono autosufficienti, quindi hanno bisogno di attenzione, di sentirsi sicuri, e quindi gli appartamenti per autosufficienti con ingressi separati, con tutta la libertà che una persona deve avere, però altrettanto con la tranquillità e la certezza che se ha un bisogno ci sono, dal mangiare, che è la cosa più semplice, ai contesti dei panni, però anche e soprattutto l'aspetto, chiamiamolo così, sanitario e di accudimento sociale. Si preme un bottone e si è all'interno di una struttura protetta. Io credo che questo sia il futuro per quanto riguarda una società che è cambiata, come dicevo prima, una società che chiaramente sempre più migliaia di persone hanno un bisogno di sentirsi sicuro, e quindi credo che questo sia un aspetto fondamentale non di oggi, e l'OIC lo sta facendo, ma sicuramente del futuro della nostra società. E bisogna prendere spunto, copiare è anche un qualcosa, se si copia bene di una cosa bella è straordinaria, copiare il modello e portarlo anche dalle altre parti, perché significa dar vita, dar sicurezza, dar futuro, ma soprattutto dar tranquillità e un sorriso a quelli che sono stati i nostri papà e le nostre mamme.
Consigliera Mosco, nel suo intervento di oggi ha toccato ogni aspetto, restituendo un'istantanea viva di Fondazione Opera Immacolata Concezione e che ha permesso di fissare nelle sue parole quella che è la missione, l'impegno quotidiano delle equip multidisciplinari della Fondazione, toccando anche nelle attività che in questo viaggio avete potuto vedere. Beh, intanto un grande grazie al Presidente, alla Fondazione OIC e a tutti i dipendenti della Fondazione per l'umanità e la grande competenza che mettono a disposizione. Oggi ho voluto ricordare un episodio che è particolarmente significativo ed è l'arrivo del neopresidente Stefani l'indomani dalle elezioni regionali ad incontrare Fondazione OIC. Questa è stata una scelta, non è stato un caso, ed è una scelta molto chiara di come la Regione Veneto, da dove volesse partire e dove volesse arrivare. E la mission è proprio voler sostenere la longevità, di voler curare e prendersi cura delle persone più fragili, che sono i nostri anziani, perché oggi il vero tema è la longevità, l'invecchiamento attivo, che è un grande risultato per la nostra società, ma è la più grande sfida che le istituzioni devono gestire e affrontare. E la vera sfida sta nel trasformare il tema dell'invecchiamento non in un problema, ma in una grande opportunità, nel riuscire a rendere l'anziano non più un soggetto passivo, ma una risorsa da valorizzare. Questo è la vocazione della Regione Veneto con la guida del Presidente Stefani, ma è la vocazione della Fondazione OIC, che da 70 anni accompagna e si prende cura di tantissime persone. Ed è per questo che io ho voluto oggi rivolgere un pensiero agli ospiti, perché so che in questa grande famiglia sentono valorizzata la loro dignità, che è il vero aspetto su cui l'impegno deve essere rivolto, e che si sentono protagonisti attivi della vita qui dentro e anche fuori. E oggi nel passaggio all'interno di questa nuova area ampliata, vedere l'attenzione e la cura al dettaglio delle stanze anche singole, curate nell'arredo, nel colore delle pareti, per poi passare ad una terrazza dove ci permette di rivedere le immagini delle parti più belle della nostra società, con panchine, le indicazioni stradali e il bar. Questo crea socialità, perché lì consentirà a questi anziani di ritrovarsi e ricordare momenti più belli della loro vita. Poi un ringraziamento come Regione lo volevo fare agli operatori, perché molto spesso gli operatori vengono visti come una parte integrante della struttura, ma che svolge un turno, e invece svolge molto di più, perché ogni gesto cambia la vita degli anziani e dà un grandissimo sollievo alle famiglie. E poi un pensiero anche alle famiglie, perché molto spesso dare in queste strutture, in questa struttura, persona più cara, a volte sembra una rinuncia, ma consegnarla in mani così professioniste come quelle che ci sono qui dentro è il più grande atto d'amore che si possa fare. E quindi con questo auspicio, con questo grande sentimento di gratitudine che Regione Veneto ha verso la Fondazione OIC, auguriamo altri 70 anni di vita piena di risultati, di soddisfazione e di speranza, che sta regalando a tutta la nostra Padova e al nostro Veneto. Consigliera Bedin, queste che abbiamo visto oggi sono le atmosfere e soprattutto è l'impegno di una mission che da 70 anni continua in maniera esponenziale a rispondere ai bisogni delle famiglie e del territorio. Tante sono le sfide legate alla longevità, ma abbiamo visto che, come in un puzzle, questi tasselli si completano. E quindi qual è l'aspetto che in questo viaggio l'ha fatta riflettere anche per il suo incarico in Regione Veneto? Ma sicuramente la visita è stata tutta molto interessante. Quest'idea di farci vivere proprio quella che è la realtà dell'Opera Immacolata Concezione è stato fondamentale per capire quello a cui abbiamo sentito molto parlare. E devo dire che l'esperienza che più mi ha colpito oggi è stata quella di incontrare una signora che appunto abita nel co-housing, ha 90 anni, le ho chiesto anche quanti anni aveva, perché davvero aveva una brillantezza incredibile negli occhi e anche nello stare insieme a noi, persone insomma per lei anche sconosciute, e si capisce da lì quanto l'autonomia possa essere veramente una cifra anche della longevità, e per farlo bisogna creare strutture come questa. Credo che sia fondamentale ed è anche un po' quello che come Regione, io faccio parte anche della 5ª Commissione, ci siamo dati come obiettivo, cioè siamo una popolazione che è sempre più anziana, e questa è una fortuna perché vuol dire che abbiamo
uno stile di vita che ci permette di vivere a lungo, ma questo vivere a lungo deve essere un vivere in maniera dignitosa, in maniera autonoma il più possibile, e questo permetterà anche la sostenibilità del sistema di cura e di assistenza agli anziani, e di questo sono convinta. Quindi vederlo qui realizzato ci dà l'aspettativa e la prospettiva che quello che noi pensiamo possa veramente realizzarsi e che il modello dell'OIC possa essere replicato per dare una vita dignitosa e integrata con la comunità, appunto, ai nostri anziani. E personalmente, come già sindaco di Monselice, ho un legame molto speciale con l'Opera Immacolata Concezione, perché la fondatrice fu appunto la signorina Nella Berto, che era una caoddana, cioè nata nella frazione di Caoddo a Monselice, alla quale abbiamo anche intitolato da poco tempo una sala pubblica, e in quell'occasione insomma anche il direttore Fabio Ottoso e la direttrice del Nazareth erano con noi insieme alla sua sorella Natalina. Per noi Nella è un esempio di donna monselicense, di donna determinata, capace di avere una visione davvero moderna per quegli anni in cui insomma pensò all'Opera Immacolata Concezione. Quindi la ringraziamo ancora oggi tutti quanti. Oggi abbiamo fatto proprio vedere cosa vuol dire essere vivi in una fondazione, quindi questa storia che continua a progredire, che continua a creare nuovi servizi, che continua a essere in grado di affrontare sempre i nuovi bisogni delle persone, e questo lo si fa perché abbiamo una tradizione di attenzione, una tradizione di capacità e di competenze, e tutto questo lo si dimostra proprio quando oggi compiamo i nostri 70 anni, quest'anno del 70°, abbiamo proprio voluto testimoniarlo, quasi direi certificarlo, realizzando una nuova realtà, un nuovo servizio. Questo nuovo servizio dice che la fondazione è viva, vivace, creativa, è la classica imprenditorialità sociale, no profit, che crea bene comune. Quindi il messaggio che mandiamo alle istituzioni è: coinvolgeteci con le nostre esperienze, con la nostra volontà, con la nostra passione, per poter sperimentare delle nuove soluzioni. Noi lo facciamo da tanti anni, i nostri fondatori sono sempre stati innovatori. Questo spirito di innovazione nella fondazione ormai è nel cuore, nella testa, nell'impegno di tantissimi collaboratori, e per questo siamo disponibili a sederci attorno a qualsiasi tavolo, ma per poi realizzare sul campo delle sperimentazioni. Sapete, per fare innovazioni anche le grandi aziende realizzano delle start-up per poter essere più dinamici, più pronti, e affrontare oggi il tema della longevità senza pensare anche soluzioni innovative, io credo che sia un non scoprire delle nuove potenzialità. Il nostro messaggio più importante che lanciamo all'istituzione è: questi nostri 70 anni di storia prendiamoli come patrimonio che noi mettiamo a disposizione, che vogliamo mettere a disposizione, poter creare sempre nuove soluzioni, che vuol dire nuove risposte ai nuovi bisogni.